Il partito di Fini, Futuro e Libertà stava per togliere la fiducia al governo. Noi pensiamo di avere la fiducia. Se non voglio rilasciare la dichiarazione non rilascio nessuna dichiarazione, punto. Fiducioso? È fiducioso? Alla fine però Berlusconi si salvò per soli 3 voti. Hanno votato sì 311, hanno votato no 314, la Camera respinge. È veramente paradossale che quando qualcuno dei parlamentari, anche con la coscienza di vedere la situazione del Paese, decide di votare per il governo, questo si voglia vendere come calciomercato, come compravendita di parlamentari. Ma per una compravendita Berlusconi è già a processo qui, oggi a Napoli, insieme a Walter Lavitola perché avrebbe corrotto De Gregorio nel 2008. È stato un inizio di un progetto, quello cioè di conquistare maggioranze parlamentari all'interno del Parlamento o di far cadere maggioranze parlamentari all'interno del Parlamento comprando, vendendo, ricattando, istigando parlamentari eletti dal popolo a mettere in vendita il proprio voto. È cominciato con De Gregori, ma mica è finito con De Gregori. E proprio da questa inchiesta è partito un nuovo filone, secondo le ultime indiscrezioni, che riguarderebbe fatti del 2010. Insomma, ci sarebbe una compravendita bis. C'era il bomber di turno, che era Denis Verdini, che in nome e per conto di Berlusconi chiariva le idee a ciascuno. È provato che molti sono diventati sottosegretari, alcuni hanno avuto incarichi. So che alcuni piccoli partiti sono stati finanziati, come nel caso del mio partito, in occasioni topiche, in occasioni strategiche. Quello che è avvenuto in questi giorni è chiaro, è evidente a tutti che c'è stato un mercato. Il pressing sui parlamentari per far cambiare loro casacca inizialmente riguardava 2 partiti, l'Italia dei Valori di Antonio Di Pietro. Mi hanno offerto la ricandidatura e la rielezione sicura, bloccata. E Futuro e Libertà, il partito di Fini che, uscito in polemica dal PDL, voleva la caduta di Berlusconi. Sono convinto che quella fu una ciclopica opera di corruzione parlamentare, forse la più grande operazione di corruzione della storia repubblicana. C'era chi era avvicinato con la promessa di creare una fondazione con una sede a Roma, il senatore Di Biagio, all'onorevole Conte fu chiesto se volesse far parte di un nuovo governo, di fare il ministro. Si parlava anche di soldi, di dazioni di denaro? A mio avviso sì, se si dice che si crea una fondazione e che questa fondazione ha una sede spesata, è chiaro che si parla o direttamente o indirettamente anche di denaro. Se ci sono ipotesi di reato verrà valutato dagli inquirenti, certo è che vi furono in quei giorni dei ripensamenti politici molto importanti, come per Katia Polidori di FLI. Il gruppo voterà compatto, io voterò insieme al mio gruppo. Invece votò contrariamente ai suoi colleghi e appoggiò Berlusconi. Successivamente in quel governo diventò prima sottosegretario e poi viceministro allo sviluppo economico. Poi Maria Grazia Siliquini, sempre di FLI. La sua coscienza in questo momento cosa le dice? No, devo ascoltarla domani, non devo ascoltarla oggi. Anche la Siliquini, in disaccordo con il suo gruppo, dette il sostegno a Berlusconi. Ad aprile fu designata dal governo per entrare nel consiglio di amministrazione di Poste Italiane, al quale poi rinunciò per le polemiche. Polemiche che toccarono anche un altro storico militante della destra. Silvano Moffa, per chi come me viene dalla storia politica della destra, lo ritenevamo un uomo impermeabile a queste pressioni. Ebbene lui, scortato dal fido La Boccetta, fido di Berlusconi, non si presentò al voto per la sfiducia e con la sua astensione più gli altri 3 che sostanzialmente votarono diversamente salvarono il governo Berlusconi. Ma ci spiega come mai cambiò idea? Cioè ci rimasero malissimo, lei fino alla fine era indeciso? Gettare il Paese in una situazione di destabilizzazione assoluta sarebbe stato un errore politico gravissimo. Polidori, Siliquini, Moffa, i loro cambiamenti di casacca sarebbero sotto l'attenzione dei magistrati napoletani, come le scelte di un altro parlamentare. Io ho sempre votato con la mia logica. La mia logica è una logica comunque totalmente democristiana. Gianpiero Catone, eletto nel PDL in quota Rotondi, passa a FLI e poi, votata la fiducia a Berlusconi, passa nel gruppo misto. A maggio viene nominato sottosegretario al Ministero dell'Ambiente. Cioè il fatto che lei sia diventato sottosegretario era già deciso prima che lei uscisse, era deciso dagli accordi di partito, fatto nel 2008.
Però lei ci è diventato nel 2011. Sì, perché hanno ampliato i sottosegretari. Hanno ampliato. Sì. Ma a parte la fiducia del dicembre 2010 c'è un'altra votazione oggi sotto l'attenzione degli investigatori, il voto sulla vicenda Ruby. Volete che oggi il Parlamento dica ciò che nessun italiano è disposto a credere, cioè che la sedicente Ruby era nipote di Mubarak? Follia! Il Parlamento stabilì che Ruby era la nipote di Mubarak. La tesi passò per soli 12 voti. Quest'uomo a quel tempo era un fiero oppositore di Berlusconi. Non mi interessa né governo né sottogoverno, noi siamo partito di opposizione. Lo siamo stati fino ad oggi e lo saremo domani. Eppure Tanoni in quella delicata occasione si schierò con il Cavaliere, come la sua collega Daniela Melchiorre. Al loro piccolissimo partito il PDL versò 300.000 e poi 700.000 euro dopo il voto. Anche su questi soldi gli inquirenti stanno indagando. La legge prevede il finanziamento per le elezioni, no? È previsto dalla legge. Io ho il prospetto di tutti i finanziamenti ricevuti, no? Diciamo, registrato ad agosto 2011, voi ricevete 300.000 euro dal Popolo della Libertà, però in questo, diciamo, come causale di questo versamento non c'è scritto niente. Sì, ma è rimborso elettorale, ma c'è un accordo che io ho presentato a chi me l'ha chiesto, alla procura, a un partito che non ha una lira, ha le spese tutti i giorni, ma 1 milione di euro, a parte che dovete in 5 anni, 1 milione di euro, dico, alcuni partiti si spende in un giorno. Il vostro partito ha aveva due rappresentanti, lei, la Melchiorre. Esattamente. Un partito di 2 persone 1 milione non lo spende in un giorno, insomma. Ma signorina, io ho detto che alcuni partiti, io ho le spese. Ma che ci ha fatto? Mi racconti che ci ha fatto? Ha fatto le feste, ha fatto i manifesti, che ci ha fatto? No, io non le racconto nulla. No. I magistrati accerteranno le responsabilità penali, agli elettori il giudizio politico. Chi di questo sistema ha fatto parte ci lascia però con un'inquietante considerazione. Mi pare che dal 2006 al 2013 non sia assolutamente cambiato nulla, anzi che in casi di emergenza il sistema si sia aggravato. Nella legislatura 2008-2013 si sono spostati 120 parlamentari fra deputati e senatori e molti sono stati incaricati nel governo, molti hanno avuto prebende di altra natura. Ma dobbiamo indagare un Parlamento? Ma che cosa vuole da me? Se sono comportamenti corruttivi, ma perché lei pensa che il problema, lo ripeto, fosse De Gregorio?